I stich neuf dell'imperador. Tace in fa, gh'era il país rec e prosperus, in dove regna un imperador che ghe tenia doma a ulaur, che i suoi stich i fe sempre bei e alla moda. Al genia a centener, per ogni ora della giornata, e gli era costato una fortuna, ma lui al non sognava mode più preziose sberlusec. Ude, i se presentac denac all'imperador vanitus, du furbi forester che i gadic. Maestà, noter, an sei duppio braiser tur che u avresse mai più di troa. Am faceu di stich con di stoffe meravigliose, tutte de son pe. E segon la seitat col di, la nostra maestrissia de sertur letal e la precisiu del nos laurai se granda, che i nostri vestici identa addirittura trasparenza per chi sertur mi abrai compagn de noter e per tutte quelle persone che occupa un incaric senza igen la competenza. L'imperador l'ascoltat con interesse tutto il discorso e s'amò se figura o splendur di stich che chi du maestr sertur i gavres faisce apposta per lui. La comandata l'ura che ghe paregès al più prest sta stoffa special e il gha regalato bel baolet piede solz perché i podes comprai fei de ore de sida necessare anvialà o laurà. I du balos ciapati palanche i ha mettiti in pe con grandi impegni sotto l'air, in d'una distanze più luminose del palazzo e i attaccata a trabascà. O mei, lui rifà a paride laura perché, a di la verità, che n'era mia de felso i roche lì e doca ni se una stoffa la più dia in iso di teler. Quando Ergül venia per fa sberlo già, el se fa marvea de negot, i du sertur imbrogliù i disia. Ol nos lauralle d'una tale eleganza e finessa che persone trogne o senza il nos talent i gheria mia edel. Una mattina all'imperador, al geni l'invis de sai che sor de stoffa i du sertur i era drea pareggià. Allora la ciamalle udi son ministrador più ec, stimà per verso il più onestra gli omen della soreggia, e il ga ordenat d'andà a controllare l'aurà. Che l'om l'ha subito obbedit, e renda i detti in che la stanza laboratore, in dove i du falsui era drea trafegas, bassa isos il teler senza fei e senza stoffa. Ol veget la spalanca fogliuc, all'anfurca subet iugiai per proa lega mei, e le resta lì con la bocca aperta. Porca loca, ha pensato. Com'è possibile che gheria è tu bel negot? Ma per mia passà per bambo, la fai sito. E quando i dute sader i ga domandà cosa penses di disegni e di ricamfa i suoi con tanta arte e con di color fo dell'ordinare, l'ha ragionata. Doca me sare su un ignorantù che nessun venia a sail. Farò come se che ries a ella stoffa o perderò subito il me post de amministrador dell'imperador. Allora, signor ambassador, crede che piacerà sta stoffa a sua maestà? Che stoffa e che color! O mai vesti in veta mia negot del genere? Do subito dell'imperador per informar che sono restati incantat della osta opera. In del vecchia la sotila, a casi beni sulla ed es, l'era tegnida antata considerazione di persone vicine all'imperador, i du trefadur, e a pensa bene domandaga di oter sechi d'ore d'argent, e mette i via insieme a che de prima, in du screen più grosso. In po' de te dopo l'imperador, la ulit in tale persona, a è che la stoffa è se preziosa e costosa, però so estin neuf. Ecco che allora
insieme a tutto il sossegue de homem de fiducia e de valur, l'endaccia d'agone già da laurà. E le resta lì de stuc quando la es nia fel, nia stoffa sul teler. Ma per famiglia la figura del Sayot l'ha manifestato una gran soddisfazione il gadice. Brae, con questa stoffa isse rara e preziosa, oi che se sfasce u vestì che metterò se senza fal alla prima parada. Allora i due imposturi se metti dre prima a te a fo la stoffa dell'aria, dopo chiusi insieme a te ci tocchei e attaccare se poi butù, o te con digoge senza fele. Alla fine dell'impresa, quando l'imperador alla calcalla muda, snissati e stitch neuf, la trova che c'è stitch era proprio fi e liger, e la fac pari de es gran contet del risultat. Isse, bel e biot, al seultà el se pirlà de nacia la specera, e in conclusiu la decidì de presentas in che la fosa per la rista. Oldè della festa in piazza, in tacche l'imperadura al passà foto e biot sotto al baldacchino rappresentanza, la sete estasiada la usa e la sbattia in mano, ma utraz, ecco che uscetì con la sua usina la dice ciarenet. Ma l'imperador l'è biot! E subito dopo un'altra riscella repetit. Sì, l'è biot, l'è biot! E poi dopo un'altra moia alla fine ci si mette tre a grignare. Allora l'imperador l'ha diventat rosfoghe per la vergogna d'essi indaci in giro nut compagno d'un erem. E per iga mi ha avuto il coraggio de reconoscere la erità. Una erità e gli da fo doma della bocca di scec. Questa è la morale di questa storia.